La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG Ore 19 di Prealpina.it. In apertura la cronaca, l'omicidio di Malnate. Proseguono le indagini degli inquirenti sulla morte di Carmela Fabozzi, trovata senza vita nella sua abitazione. L'autopsia sul corpo della donna è stata fissata per domani. Gli ultimi aggiornamenti nel servizio realizzato da Veronica De Riu con immagini di Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. È fissata per domani, lunedì 25 luglio, l'autopsia sul corpo di Carmela Fabozzi, la donna di 73 anni uccisa con un corpo contundente nel suo appartamento di Malnate venerdì 23 luglio nel tardo pomeriggio. È stato fissato con la massima urgenza e per esigenze investigative l'esame medico-legale che potrà chiarire l'ora del decesso e la modalità esatta della morte. Le indagini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Varese, coordinati dalla Procura del Capoluogo, si concentreranno sulle relazioni della donna e sulle ultime ore di vita. Resta il giallo del telefono cellulare, sul quale andranno svolti accertamenti approfonditi. Non è ancora stato ritrovato, tanto che in un primo momento si ipotizzava che la Fabozzi non lo possedesse. Proseguono inoltre le convocazioni per tutti coloro che hanno avuto contatti con la donna negli ultimi mesi, inclusi i vicini di casa e l'ex moglie del figlio. Ancora cronaca, domenica di incidenti in Viale Boccaccio a Busto Arsizio. Il primo si è verificato poco dopo la mezzanotte quando una coppia in sella a una moto si è schiantata da sola. I due sono finiti al pronto soccorso, una delle due persone è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale di Circolo di Varese, è in gravi condizioni. L'altra persona coinvolta nello schianto è all'ospedale di Legnano. Il secondo incidente, sempre nella stessa zona, è accaduto questa mattina verso le 6. Un'auto ha abbattuto un palo della luce all'altezza di Piazzale Tripoli, nel quartiere di Sant'Edoardo. Il conducente è stato portato al pronto soccorso. Emergenza droga, i giri di spaccio e l'esasperazione dei cittadini nelle zone battute da spacciatori e consumatori. A questo contesto si collega lo striscione comparso oggi a Morazzone in cui sono vergate parole forti e minacce a pusher e clienti. Lo striscione è stato esposto da ignoti in via Gornate. Il messaggio indica senza mezzi termini che la pazienza è finita. Il problema dello spaccio dei boschi nel Varesotto e nell'Alto Milanese del resto è evidente. Numerosi gli interventi delle forze dell'ordine per smantellare traffici in mezzo agli alberi e i bivacchi dei pusher. Cambiamo argomento, quasi 300 nuotatori hanno preso parte questa mattina alla Traversata dei Leoni. La competizione si è svolta nel lago di Monate. Il servizio con immagini di Alessandro Perrone di Agenzia Blitz. In 9 hanno fatto gli straordinari, hanno partecipato nella mattinata di oggi a entrambe le prove della 10ª edizione della Traversata dei Leoni, gara di nuoto andata in scena a Travedona Monate nelle acque del lago di Monate. Nella classifica combinata ha prevalso Sandro Vezzani dello Swimmer Inside davanti a Stefano Tommasini e Cesare Faini. In campo femminile senza rivali Camilla Montalbetti dell'Insubrica che ha messo in fila Francesca Colleoni e Simona Leone. In 67 al via del Giro del Leone di 7 km e 700 metri, Primo Vezzani in 1 ora 37 minuti e 37 secondi, alle sue spalle Igor Piovesan e Lorenzo Brambillaschi. Tra le donne assegno Montalbetti, terza assoluta in 1 ora 41 minuti e 35 secondi, che ha superato Colleoni, quinta assoluta, e poi Daniela Sabatini. Nella Traversata dei Leoni Classic 2400 metri si sono sfidati in 225. Giorgio Bellin del Legnano Nuoto ha concluso la sua fatica in 33 minuti e 49 secondi, precedendo di 5 secondi Edoardo Casu, poi Vezzani. Prima ragazza al traguardo Milena Malinverni della Canottieri Lecco, seconda assoluta in 33 minuti e 50 secondi. Turbigo ha visto protagoniste nel weekend le barche di cartone. La gara si è ripetuta quest'anno per la 4ª volta, coinvolgendo una cittadinanza divertita e partecipe nonostante il grande caldo. L'intervista raccolta da Stefano Vietta e le immagini dell'iniziativa in questo servizio.
Buongiorno, siamo qui a Turbigo assieme all'assessore Andrea Zollin per una curiosa manifestazione che è arrivata alla quarta edizione, la Carton Boat Race. Che cos'è questa manifestazione? Ce la può spiegare? La Carton Boat Race è la gara, letteralmente è la gara delle barche di cartone, nel senso che chiediamo agli iscritti di costruire una barca di cartone seguendo alcune regole, poche semplici, e poi si dovrà navigare il tratto di naviglio che interessa il territorio del comune di Turbigo, da ponte a ponte fondamentalmente, facendo il prima possibile, prima appunto di affondare, ecco. Come vi è venuta questa idea? Ma allora è un'idea nata 4 anni fa dall'amministrazione comunale, appunto. L'idea, volevamo trovare un modo per fare un po' rivivere il nostro naviglio, perché comunque il passaggio del naviglio grande da sempre interessa il nostro territorio, è un po' un fiore all'occhiello. Se un tempo serviva per trasportare, che so, il marmo per costruire il Duomo di Milano, dovevamo trovare un nuovo modo per poterlo utilizzare, farlo vivere ai nostri cittadini, e ci siamo inventati un po' questo modo per farli divertire e farli navigare con le barche di cartone. Bene, era questa l'ultima notizia riferita alla TG ore 19 di prealpina.it. L'appuntamento con la nostra informazione torna domani alle 13. Buona serata.